non posso aver 20.000 euro in banca, non vado da nessuna parte come male disabile a casa, Buongiorno, perché è venuto a firmare? perché è una rapina a mano armata. È semplice, è una rapina a mano armata. Questi qua sono da denuncia perché è peggio dei comunisti, dei fascisti. Siamo a quei livelli lì. Come fanno a fare queste cose qua? Partono e dopo sono la Lega anche, sono la Lega questi. Si permette di aumentare l'affitto 2 o 3 volte senza chiedere, senza fare niente. Questo qua è abuso di potere, sono da denuncia a tutti quanti. È solo uno dei tanti che dopo aver firmato al banchetto di Porta San Tommaso si sono sfogati davanti alla telecamera. Come si fa? C'è gente che non dorme più da 2 settimane, che sono arrivate delle cifre spaventose. Come si fa a fare queste cose? Questo aumento mi viene proprio tagliato proprio dalla pensione. A firmare anche inquilini di altri comuni della Marca. Lei arriva addirittura a Preganzioli in bicicletta, qui per firmare, da San Muga, perché? Perché per risolvere questo problema qua che è assurdo. E c'è chi firma per capire. Lei però ha una curiosità, qual è? L'algoritmo. L'algoritmo usato per fare questi calcoli qua. Niente, perché a un certo momento mi viene da ridere. L'ho detto anche ieri, l'ho scritto anche ieri sera un messaggio a Antenna 3, appunto, che mi veniva da ridere. Tante le firme raccolte in poco più di un'ora e non solo per modificare la legge. Abbiamo raccolto oltre un centinaio di firme, la gente ha risposto a questo appello ed è d'accordo con noi nel chiedere l'immediata sospensiva di questo provvedimento per la successiva rettifica e modifica. Intanto confermata per giovedì alle 17:30 nel parco di Viale Francia la grande assemblea organizzata dal SUNIE e dalla CGIL, mentre in Consiglio Comunale il Partito Democratico ha depositato una mozione a favore degli inquilini meno abbienti. Lo ha già fatto il Comune di Padova, è una richiesta urgente e necessaria. Stanziamo subito, immediatamente, un fondo di emergenza per gli inquilini che non ce la fanno a pagare questi nuovi canoni d'affitto. È un'emergenza sociale, non vogliamo che nuovi inquilini vadano in morosità, non riescano a pagare l'affitto e vengano quindi sfrattati. Stanziamo un fondo per queste persone in difficoltà.